È successo tutto molto velocemente ieri attorno alle 18 all'interno della farmacia di Via Facciolati della dottoressa Patrizia Zennaro. La stessa ci racconta quanto accaduto. Eravamo qua io e una mia collega, io stavo forse controllando delle ricette, mi sono trovata improvvisamente di fianco, proprio di fianco, una persona con il cappuccio, la mascherina e con una siringa in mano, una siringa di insulina in mano, tra l'altro sporca anche, e che mi ha detto apri la cassa o ti pungo perché sono sieropositivo. A quel punto lei ha fatto un balzo all'indietro, gli ha consegnato le chiavi della cassa che l'uomo ha aperto, asportando 380 euro e dileguandosi il prima possibile. Rimane il disappunto, ma anche altro. Ovviamente una forte agitazione, devo dire. Dopo le forze dell'ordine sono state veramente qua pronte, hanno fatto anche, ci sono venute anche le scientifiche perché hanno fatto anche le impronte perché aveva toccato la cassa E adesso? e adesso niente, è passata e pazienza, così è. È stata dura, insomma, è uno spavento perché prendi paura, soprattutto perché non cioè, me la sono trovata di fianco improvvisamente, non ho neanche sentito entrare. Ecco, lei è presidente fra l'altro di Federfarma a Padova. Ecco, che cosa si sente di dire ai suoi colleghi? Lo sanno anche loro che queste cose purtroppo possono capitare. Devo dire che ultimamente stanno capitando un po' meno, devo dire. Però quello era proprio un tossicodipendente, lo si vedeva, era magrissimo, l'occhio proprio incavato. Diciamo che era un po' un disperato, secondo me.